Un saluto, Ucciotto, un saluto da Zenzero e Limone e la live che ancora ci devo prendere la mano su, diciamo, questo social YouTube. Allora, Picciotti, morale alla favola, in questo social socializzato su YouTube, Zenzero e Limone, effettivamente si trova veramente con molta ironia e allegria in quanto riguarda la situazione di iscrizione che a tempo record siamo giunti a 27.000 iscritti. Morale della favola, il sottoscritto Zenzaro al Limone da Villarosa che il mondo sconosce non è una bevanda, ma inoltre tisane e rimedi naturali e ironia e allegria del campo, diciamo, questa è una diretta, diciamo, dei rari diretti da Zenzaro al Limone. Morale alla favola, Zenzero al Limone è quella persona che veramente che parla di salute, con ironia, allegria e simpatia. Su YouTube è quasi quasi la seconda live che faccio, perché di solito io sono su Facebook, TikTok, Instagram, però su YouTube voglio provare l'incremento della mia socializzazione e dire la verità per quanto riguarda del settore della tisane e del rimedio naturale e spiegazione della teoria della piritologia. Ricordatevi questo. Teoria della piritologia che rientra sul piano energetico della persona in cui Zenzero e Limone fa capire che a tutte le persone perché la scuola non ha insegnato veramente il corpo umano veramente con le giuste condizioni perché oggi come oggi ho spiegato perché non è vergogna gettare perda perché noi il Signore ci ha fatto il canalotto per gettare il botto rientra sul piano della teoria, quella mia, delle tisane e rimedio naturale. È normale che uno bevendo le tisane deve spurgare come una macchina. La macchina che fa? Mette la benzina, il motore gira, apre la marmitta e butta il fumo. O cristiano noi che se la scuola l'avesse spiegato buono il corpo umano e ci spiegava che noi durante noi il corpo umano abbiamo il pertuso del culo, il pertuso del culo l'ano è come la marmitta in senso che noi mangiamo, digeriamo, per aiutare a digerire ci mettiamo un fluificante, una tisana veramente per farti digerire e che succede del nostro analotto, culotto, si etta, diciamo, il pirito. È come una marmitta della macchina. Ora credo che io dico a tutti, picciotti, non è vergogna di gettare pirita. Intanto salutiamo Federico, salutiamo Clemente, salutiamo a tutti, salutiamo perché Zenzero Limone può essere ironico, ma quando parla di un sistema energetico voglio che stiate veramente attenti perché Zenzero Limone ha insegnato sui social la teoria della peritologia, le tisane, il rimedio naturale, l'agricoltura e tutte le cose che effettivamente succedono durante il percorso veramente della vita, perché effettivamente io sto trasportando delle cose antiche alle cose moderne, perché io sono un bravo mediatore delle cose antiche che mi disse mio nonno del rimedio naturale perché io ero 130 kg con il mio metodo Zenzero e Limone sono dimagrito veramente la bellezza che ora sogno 88 kg facete voi conto 130 kg me la meno sono veramente meno sogno 86 kg vuol dire che con le mie tisane ho risolto i problemi e mangiando con, diciamo, cose genuine. Morale della favola, picciotti.
tutto quello che dice Zenzero e Limone, che è un nome d'arte, Patrizio Puzzangara mi chiamo, però non è un caso che 27.000 persone si sono iscritte, quasi 28.000, di Zenzero e Limone. Vuol dire che tante persone hanno veramente creduto quello che dice Zenzero all'amore, pure ironicamente, che io non sono un dottore, un professore, anzi, Zenzero e Lemone regala pure gadget. Ho fatto costruire chi viene a Villarosa, tante persone sono venute, ho regalato gadget, magliette, tazze, tisane, ho regalato tanti gadget chi viene a Villarosa, oppure abbiamo fatto i sorteggi. Ma io mica voglio che effettivamente tante persone che magari mi seguono e magari non capiscono che va bene, per far capire veramente. Federico, sono il tuo fan, sono di San Giuseppe Iato. Ciao, un saluto Federico, un abbraccio. Un abbraccio a tutti, picciotti. Voglio spiegare perché di solito io sono su TikToker. Di solito me ne vado su Facebook, di solito sono Instagram. Questa è una diretta inedita su YouTube che l'ho voluto provare. Io non so se voi avete pure altri social, però io bazzichio di 4 social, però vi assicuro che il divertimento è assicurato. Mi sono inventato, chi mi segue, la canzone che per ironia, la news su CTV. E te vinne a travagliare, siete tutti i giorni a babbiare, la news su CTV. Sta vita non si può fare, mettetevi o solo a zappare. In sostanza, questa è una melodia per spronare a tutti i carosi, per senza offesa, che oggi come oggi è la canzone ironica. Però ricordatevi bene che Zenzero del Limone va a favore pure ai giovani e contro il governo. Quando io ho uscito l'altra canzone, travaglio in ginecco, ma a fare tutte ste carose come hanno a campare, travaglio in ginecco e tutte ste tasse la stanno a pagare come... Insomma, la trovate su YouTube, travaglio in ginecco di Zenzero e Limone, andate ad ascoltarla perché effettivamente è una canzone a favore dei giovani perché lo Stato si è buttato contro e è una cosa come se io facesse una rivoluzione e accuso lo Stato perché la Sicilia, dove sono io, abbiamo tanto turismo, tanto travaglio, però il lavoro se l'hanno trasportato in Arte Italia e a noi ci hanno abbandonato. E la Sicilia è povera di lavoro, ma è ricca di sole, di acqua e di mangiare genuino. Ora, morale della favola, però non vedo i saluti. Allora, abbiamo 22 in linea, però mi sa che siete lagnose. Non dite un buongiorno, un salutate. Mi state vedendo, io mi chiamo Zenzero Limone sui social. Andate a vedere i miei video. Può essere che io sono apparso come vi pare che sono un uomo pazzo, ma faccio pazzo per essere pazzo, per non essere pazzo per essere pazzo perché tutti i pazzi dicono la verità. Quelli che hanno stato tutti inventori scienziati, quando hanno inventato tante cose, insomma, pazzi erano. Dopo quando effettivamente è successo quello che è successo, magari dopo sono diventati idoli e hanno fatto pure, magari e la storia ha continuato. Allora, questo messaggio è in attesa di revisione, non so cosa hanno scritto. Allora, Picciotti, io vedo che signor Zenzero, ciao Emanuele, un abbraccio, buonasera. Io vedo che tante persone tagliate ma non salutate. L'unica cosa che il sottoscritto, che oggi ho bisogno che io magari mi presenti, abbiamo fatto quasi 10 minuti di live, non ne ho visto perché siete lagnosi, veramente. Oggi come oggi non avete la facoltà di rispondere e magari farmi una domanda a dire Zenzero, ma come mai sto nome? Zenzero come mai sei dai social? Zenzero di qua, zenzero di là, vuol dire che chi tace consente magari quando dice che sto avete che minchia spara,
dice questo è un altro ciarlatano, ma state sicuro che Zenzero Limone non è ciarlatano, Zenzero Limone dice la verità. Zenzero Limone dice la verità, picciotti. Veramente, veramente ci sono persone, veramente, che magari l'apparenza inganna, veramente. Federico, hai ragione, sono omertosi. Federico, tu non so se mi hai seguito, mi segui a altri social. Allora, non so che l'omertà non è che c'è l'omertà che magari ci sono persone che magari, non lo so, fanno la finta. Come io ho fatto? Chiovo in chiovo, un alla stessa carrozza. No, lavi Giuseppe, perché siamo ancora a chiesa. Ora allo sto giusto lavare il cibo tu parremo. Come hanno rovito. Perché ce lavare i piedi? Ah? Sono nostri, sono molto. Ah, yeah. Questo non mi hanno fatto bene. Ma qua. Adesso. Allora, picciotti, io vi saluto, ma insomma, io Vabbè. un abbraccio, seguitemi su Facebook, TikTok e pure su YouTube, perché io su YouTube è un social che mi piace. Un abbraccio a tutti, un bacione accappato alla volo da Zenzara, la mona da Villa Rosa che il mondo sconosce. Come si chiude il capo? Come si chiude? Come si chiude ora? Che è una ti chiama?